amici telespettatori, benvenuti in questa bella rubrica, la rubrica dei cuori solitari. Questa sera vi voglio presentare una bella ragazza di Campobello di Mazara, si chiama Dominic e ha 37 anni ed è in cerca dell'uomo ideale. Ciao Dominic. Ciao. Allora Dominic, tu sei di Campobello di Mazara, mi pare, sì? Sì. Hai 37 anni? Sì. E sei alla ricerca di un uomo ideale? Sì. Da molto tempo, Dominic? Da circa 3 anni. Da circa 3 anni, quindi a 3 anni che tu praticamente non hai contatti con nessun uomo, sì. Contatti nel senso sì. Non ti frequenti con nessuno. No. Ascoltami, come dovrebbe essere questo uomo ideale che noi andiamo cercando? Cioè, riguardo magari l'aspetto fisico, di aspetto fisico come dovrebbe essere? No, normale. Di età? Tu hai 37 anni, quindi quest'uomo da che età lo andiamo cercando? Partiamo da una base per andare a finire a un massimo. No, magari un po' più grande di me, piccoli no. Quindi partiamo dai 40? Dai 40, sì. Dai 40 fino ad arrivare a un massimo di 50, 51. 50, quindi dai 40 ai 50. Se ne viene qualcuno magari leggermente più grandetto, che sia magari posizionato, giusto? E te lo prendi lo stesso. Va bene. Perfetto. Amici telespettatori, Dominic è qui, è una ragazza di Campobello di Mazara, ha 3 anni che è completamente single. Tu sei stata separata, giusto? Sì. Per cui provieni da una ex storia d'amore. Non approfondiamo perché giustamente sono fatti tuoi, non vorrei essere un pochino più, diciamo, mi voglio mantenere sul giusto. Amici telespettatori, Dominic è qui, sta cercando un uomo che parta dai 40 e arrivi massimo 50-55 anni, hanno più, hanno meno. Dominic va cercando un uomo che le dia tranquillità e soprattutto serenità, perché tu vai cercando la serenità. Sì. Allora, quest'uomo dovrebbe lavorare, sì? Certo, sì, certo. Quindi dovrebbe darti quella serenità che a te è mancata in questi anni. Sì. Va bene, Dominic, parlaci un po' di te, diamo modo a questi telespettatori e questi uomini che in questo momento ci stanno guardando e si vorressero presentare, diamo modo di conoscerti di più. Parlaci un po' di te, che tipo di donna sei, cosa ti piace fare, cosa fai di solito? Niente, sono un tipo di donna, mi piace fare sport. Fai sport? Sì. E cosa fai Nuoto, nello specifico? Nuoto, pure Ti piace palestra. Sì. Vai in piscina? O almeno andavi in piscina prima del Covid, sì, perché ora giustamente col Covid non si può andare più da nessuna parte, né in piscina né in palestra. Quindi ti mantieni in forma. Sì. D'altronde ho visto anche che giustamente hai un fisico, per avere 37 anni ti mantieni abbastanza bene. Sì. Poi ti piace cucinare? Sì, mi piace. Il tuo piatto preferito? A me mi piace, il mio piatto preferito è la pasta a forno. La pasta a forno. Sì. Che fai tu ovviamente? Io la faccio, certo. Va bene Dominic, ascoltami, come passi il tempo nella giornata? Cioè cosa fai dalla mattina alla sera? Niente, vado a trovare, ho amici, vado a trovare gli amici. Giustamente quando si possono andare a trovare? Quando, sì, certo. Perché tra zona arancione, zona rossa, zona gialla non si sta capendo più niente. Sì, vero, questo sì. Allora amici telespettatori, voglio precisare una cosa prima di andare avanti con l'intervista, che sia io che Dominic abbiamo fatto il tampone per il Covid e siamo risultati tutti e due negativi, vero? Sì. Per cui andiamo tranquilli, ovviamente per questo ci troviamo senza mascherina. Allora, continuando il discorso, Dominic, cosa fai dalla mattina alla sera? Cioè come passi il tempo nella giornata? Niente, quando si può uscire, vado a trovare gli amici, oppure la passo insieme con la mia famiglia.
è questo. Esatto, anche perché per il momento purtroppo non è che ci possiamo esatto, non ci possiamo allargare più di tanto, per cui ci limitiamo. Sì. Va bene, il tuo sogno nel cassetto, Dominic, qual è? Un desiderio magari particolare? Il mio sogno? Sì. La cosa che desideri di più nella tua vita qual è? Essere finalmente felice. Essere finalmente felice, e ti capisco. Va bene, amici telespettatori, avete conosciuto Dominic, 37 anni, di Campobello di Mazara. Dominic è in cerca di un uomo che parta dai 40 e arrivi massimo ai 50-55 anni. Non importa di dove sia, può essere di Marsala, Mazara, Palermo, Trapani, da qualsiasi parte, anche in tutta Italia, per Dominic va bene lo stesso. L'importante è che sia un uomo di sani principi, che gli dia la tranquillità e la serenità che lei aspetta da tanto tempo. Dominic è qui. Per tutti quelli che la volessero contattare personalmente non possono fare altro che inviare un SMS alla nostra redazione al numero che vedete scritto sotto nella descrizione del video. Quello è il numero della redazione. Inviate un SMS con scritto lì che volete conoscere a Dominic e io vi metterò in contatto direttamente con lei. Dominic, in questo momento ci sono questi uomini che ti stanno guardando e stanno cercando di conoscerti un po' più a fondo e ti vogliono contattare. Dai un messaggio verso di loro guardando la telecamera, vai, qualsiasi cosa puoi dire, vai. Contattatemi, sono qui. Perfetto, ovviamente l'emozione fa parte anche del programma, per cui amici telespettatori, ripeto, Dominic è qui e sta aspettando le vostre telefonate. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Dominic. Chiamate, mi raccomando. Ciao ciao. Oh yeah.